Allora tocca a me questa presentazione, pre-presentazione. Beh, questi sono momenti di campagna elettorale, allora a me tanti chiedono: ma perché dobbiamo votare il ponte? Io non ci penso tanto, mi viene la risposta subito. E dico prima di tutto perché c'è una tradizione importante, una tradizione fatta di spirito di servizio, di onestà intellettuale, di amore per quello che si fa, ed anche perché c'è sempre stata voglia di star bene, di godere dei progressi che questa città ha potuto vedere in tutti questi anni. Ed è un continuo divenire, ed è una gioia continua, ed è anche una fatica continua, perché amministrare è difficile, guardo voi, amministrare è difficile, non ci si inventa, Per amministrare ci vogliono tante cose, ci vogliono conoscenze, ci vuole preparazione, bisogna conoscere fino in fondo la materia che si va a plasmare. Ed è chiaro che poi tutti quanti possono improvvisare, ma qui nel ponte non improvvisiamo, non l'abbiamo mai fatto. Non l'abbiamo mai fatto quando abbiamo scelto il candidato sindaco, e non l'abbiamo fatto mai quando abbiamo scelto e siamo stati scelti dai candidati consiglieri. Far parte di questa squadra, secondo me, è un onore straordinario, quindi io capisco che voi non stiate nella pelle. Perché avete un compito importante: riuscire a riaffermare in un periodo strano, difficile, complesso, che fare politica è una cosa bellissima. La politica con la P maiuscola, quello che si fa riuscendo a risolvere il problema di un anziano, il problema di un parcheggio, il problema di una piazza, di un negoziante con problemi, di un commerciante che non ce la fa arrivare alla fine del mese. Voi siete chiamati a dare queste risposte. Certo che tremano le vene nei polsi, se uno la prende nel modo giusto. Però pensate poi a qual è il ritorno quando vi incontrano per strada e magari vi dicono: grazie Ottavia, ok Giancarlo, Lucian, è andato tutto bene, Loris, è stata una bella avventura. Questo è il ritorno, perché poi non ci sono altri ritorni, non ci sono soldi, non siete famosi, anzi più delle volte adesso con i social le beccate, no? Vero? È facile beccarle oggi. Io ho fatto il pieno in questi 10 anni di quelli che chiamano leoni da tastiera, che adesso si offendono, anzi mi hanno detto che non bisogna parlare male degli avversari, quindi io non lo faccio, dobbiamo far finta di niente. Però insomma è un'avventura per cui le spalle si rinforzano, perché è facile trovarsi in momenti di grande difficoltà. Allora, il programma che è stato fatto è un grande programma, è un programma giustamente ambizioso. I nostri programmi sono sempre stati giustamente ambiziosi. A qualcuno sono sembrati anche temerari, ma poi la realtà è che tutte le cose che abbiamo scritto, poi, perdonate la mancanza di umiltà, ma siamo riusciti a farle. E i cervignanesi lo sanno, ci conoscono, sanno che dietro a noi c'è preparazione, voglia di fare
e non c'è improvvisazione. Andrea in quest'ultimo periodo ha passato più tempo con me che con sua moglie. Dov'è sua moglie? Non c'è. Eccola là. Eccola. Tu mi confermi, vero? Era più con me che con te. Perché ha cercato di acquisire tutto l'acquisibile. Michele, si può trasferire come si fa il sindaco ad un altro? Però lui è bravo, lui capisce subito, lui sa come prenderla e quindi ha acquisito un bagaglio di conoscenze, ma di conoscenze non gli servivano, ma di alcune piccole cose, di alcuni segreti, di alcuni modi di fare. Ecco, questo sì li ha acquisiti, sono sicuro di questo, e quindi io credo che assolutamente sia pronto per questa avventura. Ma poi ho seguito anche la formazione di questa lista e devo dire che nessuno di loro, e ripeto, nessuno di loro è stato scelto a caso. Ognuno di loro rappresenta un ganglio essenziale di questa nostra comunità. Ognuno di loro rappresenta qualcosa o qualcuno e li accomuna un sentimento che secondo me è basilare quando si fa politica, e cioè che non ambiscono ad arrivare da nessuna parte. Hanno il giusto rispetto per quello che saranno chiamati a fare. E io sono certo che questo loro approccio li porterà a essere bravissimi amministratori. E io annuncio pubblicamente che voterò per voi. Andrea Zappari, il nostro candidato sindaco.